Salve a tutti, continua il nostro viaggio nel degrado di Venezia e abbiamo con noi Andrea Vio, che anche lui è rappresentante del Centro Ittico di Rialto. Che abbiamo, salve, abbiamo avuto un altro ospite nei giorni scorsi, un suo collega, per parlare appunto dei problemi della città, a partire da Rialto che guarda caso è il cuore di Venezia, quindi se Rialto comincia a soffrire, figuriamoci il resto della città. E oggi parliamo del Tribunale, per esempio, che si sta svuotando perché via via gli uffici vengono trasferiti in Piazzale a Roma e quindi viene a mancare un centro pulsante per la città e c'è davvero la paura che tutta la zona finisca viva un momento di agonia, giusto? Sì, soprattutto per il fatto che questo contenitore, che è notevole in quanto è stata delle fabbriche nuove, rimarrà vuoto in qualche maniera, in quanto adesso c'è ancora qualche ufficio periferico rimasto lì che poi passerà alla città della giustizia. Beh, la nostra curiosità esige qualche risposta dell'indirizzo che ha l'amministrazione riguardo all'uso che farà di questo contenitore. Ora, sappiamo bene che l'atmosfera in questo momento è quella di cessione, di vendita e liberarsi delle cose traendone il maggior profitto possibile, ma noi che siamo operatori del mercato chiediamo quale indirizzo prende questa cosa. Non è che magari si farà un supermercato lì, perché allora se è così cominciamo subito a sbaraccare direttamente e toglierci direttamente, perché in qualche modo diventiamo un intrigo, come si dice a Venezia. Quindi c'è il timore che quello spazio potrebbe essere occupato da un centro commerciale? Realtà commerciali, sì. Ecco, questo noi vorremmo in qualche modo fosse scongiurato. Ma vi risulta che ci sia questa possibilità? No, questo non lo possiamo dire. Stiamo mettendo un po' le mani avanti per capire. Potrebbe essere un'ipotesi. Potrebbe essere un'ipotesi. Ma poi non c'è solo quello, no? Poi tutta la zona della pescheria vecchia ci sono molti banchi che dovrebbero essere smantellati e sono ancora lì. Sì, allora la zona della pescheria vecchia intendiamo la parte dell'erberia che va dalle fabbriche nuove alla Loggetta. Che è quella che si vede nella foto. È quella che si vede nella foto. E lì avevamo una rimozione, avevamo concordato con l'amministrazione una rimozione dell'ultima parte dei banchi, quella proprio per spiacente della riva, in quanto che lì, a parte ci sono problemi di viabilità, perché si spinge proprio fino in riva, ma non è neanche una cosa decorosa, in quanto che c'è la barca dei rifiuti che svolge i suoi lavori, eccetera, e sono troppo vicine le due realtà. Ecco, quello che vorremmo noi è che in una fase di riordino anche della viabilità ci fosse questa rimozione, che è stata promessa ancora 2 anni fa e sembrava cosa fatta, ma al momento siamo ancora allo stadio di partenza. Ma rientrerebbe in quel piano di riordino che include anche la ruga degli Oresi? Dovrebbe rientrare, sì. È stato parlato come di un unico argomento qualche anno fa, con un incontro che abbiamo avuto, ma forse c'è stato qualche intoppo, non lo sappiamo. E la cosa è ancora inattuata. E questo però rientra anche nello stato un po' di abbandono generale, no? La mancanza del decoro, eccetera, in quanto che ci sembra che l'amministrazione non ponga molta attenzione a quello che è la manutenzione, la pulizia, il riordino, aggiustare le cose che si rompono, perché comunque in un contesto così frequentato questo succede. Ecco, vorremmo che ci fosse una maggiore attenzione in questo senso, più attenzione per esempio di quella che mettono, non so, i sorveglianti, i vigili dell'amministrazione, eccetera, nel proprio colpire noi come commercianti riguardo a piccole cose che si possono benissimo aggiustare amichevolmente. Ecco, questo voglio dire. Raccolta magari della spazzatura, cose di questo tipo. Pulizia, le colonne, i tendaggi, tutta una serie di misure di buon senso, non si dice neanche cose in realtà, ma attenzione al mercato per rispetto non tanto degli operatori ma del popolo che fruisce lì, cittadino ma anche turistico. Ecco, segnaliamo anche per esempio il Palazzo dei Camerlenghi, anche quello è un palazzo che avrebbe bisogno di essere ristrutturato e che è piuttosto fatiscente. E questo stato si vedrà ancora di più quando poi sarà restaurato il ponte di Rialto, no? Ma speriamo bene intanto che questo promesso restauro avvenga, perché sembrerebbe cosa fatta, cosa risolta. A quel punto ci sarebbe il contrasto e i Camerlenghi apparirebbero una realtà trascurata. C'è una fondamenta che va costantemente sott'acqua in quanto molto bassa. Forse in questo senso si potrebbe agire, si potrebbe fare qualcosa che non includa una grande spesa, un grande dispendio,
ma che comunque accontenti l'occhio, in quanto che si vede una riva decorosa, asciutta, non sempre sott'acqua. Quindi basterebbe alzare la riva un po'. Intanto sì. Intanto sì, quindi questa è la richiesta immediata. E poi insomma rimane questo grande punto interrogativo, che cosa ne sarà degli attuali uffici giudiziari? Certo, noi speriamo bene, anche perché con questa idea, agganciandosi ad argomenti già trattati, di un museo veneziano, dove ci sia la storia, proprio nel cuore pulsante, dove è nata Venezia, la disponibilità, se ci fosse eventualmente anche delle fabbriche, includerebbe la possibilità di un ampliamento e la nascita di una realtà, di un polo magari culturale e storico, dove veramente chi viene a Venezia potrebbe avere una panoramica esauriente, profonda della città, non solo storica ma anche folcloristica, di vita vera. Troverebbe lo spazio anche un po' il museo islamico, no? Se potessero essere utilizzate in tutte quelle età. Grazie Andrea Vio, e noi continueremo a parlare del degrado di Venezia, abbiamo altre puntate da dedicarvi. Grazie, continuate a seguirci. Grazie a voi.